Ciao amici, questo è il 42esimo episodio. Dimenticate gli ultimi 5 mesi di gioco perché alla fine dell'ultimo episodio il mio computer ha fatto sciopero, mi ha detto che mi salutava e ha chiuso la finestra di gioco e quindi non ho potuto mantenere, insomma, salvato il periodo degli ultimi mesi che ci aveva visto tra l'altro vincitori della battaglia decisiva, potremmo dire, di questa guerra e ormai stavamo quasi per, insomma, ci mancava solo questa provincia per dichiarare la pace. Però pensiamo che potremmo ripetere lo stesso risultato, magari anche meglio. Mi ricordo che non siamo riusciti a prendere la flotta spagnola, magari con un po' più di attenzione potremmo riuscire a, insomma, farla fuori. C'è qualcosa a cui dovremmo stare più attenti, magari che non è... perché scusate, ma allora, qui ok, sembra vada tutto bene, qui anche. No, tutto sembra andare piuttosto bene qua. Qui ci dovremo impadronire. Va bene. Abbiamo già 3 colonie, giusto? Sì. Manhattan. E dovremmo fare anche questa, credo, il prima possibile. Non sono nella regione tropicale, scusate. Beh, no. Ok, quindi questo ci consentirà di svilupparla abbastanza rapidamente perché invece, come sapete, queste colonie tropicali impiegheranno davvero molto a formarsi. Gio- Tra l'altro non c'è quasi nessuna possibilità di nuovi insediamenti in questi casi. Va bene, però direi che siamo già pronti a riprendere perché... Sì, non credo che stiamo dimenticando niente. Va bene, qui cosa c'è? No, qui aspettiamo giustamente. La Francia ha ancora disputa... Beh, perché... Eh, e questo è curioso, però non abbiamo prestigio, questo è il guaio. Però se morisse senza eredi il loro re, cosa abbastanza improbabile a dire la verità dato che ha solo 15 anni, un nobile della nostra casa succederebbe al trono. Va bene, sarebbe già un ottimo passo in avanti. Allora, però adesso dobbiamo vedere un po'. Beh, forse è meglio dare qui il leader migliore al momento. Non so. Però proviamo a far così, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Qui mi ricordo che... Mio Dio, cosa è successo? 2 cose in un giorno solo. Boemia è entrata in una coalizione contro l'Ungheria, la Bavaria. Ho letto giusto. La Boemia contro la Bavaria. Invece il Brandeburgo ha fatto pace. Allora, volevo anche vedere un po' se c'è qualcuno che accetterebbe ancora di farsi vassallo. Allora, la Boemia naturalmente no. Questi naturalmente no. Questi nemmeno più perché sono imperatori. E questo è il guaio, perché prima eravamo davvero a un passo dal renderli oltraggiato. È un elettore. Ma anche questo è un elettore, scusate. Un momento. Distanza tra i confini. Insomma, comunque non abbiamo queste grandi possibilità. E invece perché questo ci dà buone possibilità? Anche lui è un elettore, però non ci dice niente.
cavoli, ma perché questo elettore del cavolo doveva diventare... Attenzione! Però alla morte del re, che tra l'altro non è eredi. No, adesso ce l'ha. Forse. Sì. Vabbè, ok, dobbiamo aspettare la sua morte perché finché non morirà non... Ma che sfortuna, scusate, proprio doveva diventare imperatore quello che noi volevamo vassalizzare, ma sei ridicolo tra l'altro un imperatore, chi ti crede? Va bene, lasciamo perdere e proseguiamo, procediamo. Ok. Però qui dovremmo procedere. Questi dove vanno? Vernia. Questi attaccano. Vabbè. Voi andatemi qua. No, io non so bene se stanno facendo una follia ancora perché stanno attaccando Vernia. E lo faranno impunemente, secondo voi? Riusciranno? Qui il limite di supporto è abbastanza basso in queste regioni montuose, però. Vediamo, fra pochi giorni ci potrebbe essere... Questi dove vanno? Io direi di andare di qua. Attenzione, qui è scoppiata la battaglia. E noi dobbiamo fare in modo sostanzialmente che è finita la riforma navale, giustamente, come sapete ormai. Vabbè, questo non ci importa. Dov'è che sono? Chesapeake. Non si sa esattamente. Vediamo. No, com'è? Non mi ricordo già più. Boh, non ho capito neanche come si chiama. Dov'è che abbiamo dei nativi, ragazzi? Qua. No. Qua, no. Oh, bella questa. Probabilmente qua. Ecco, c'è... Ah, non c'era là, ecco. Non oso pronunciarla questa cosa qui perché non si capisce proprio come si pronunci. Qui però gli inglesi stanno andando in soccorso e non è proprio il massimo questo. Vediamo se gli facciamo passare la voglia agli inglesi così. No, credo di no. Ecco, qui mi sa che c'è una grande battaglia. Perché quando c'è sta... però gli inglesi si sono fermati, attenzione. Qualche possibilità extra c'è. Questi arrivano il 3. Noi vediamo se riusciamo a dargli una fregatura. Tax Revolt. L'armata è sotto attacco, però per fortuna c'è l'armata a difenderci. Allora, qui però per ora va tutto troppo bene quasi. Ah no, hanno ancora arretrato. Allora, questi quando è che arriverebbero? Il 17. La battaglia finita, insomma. Qui noi cosa facciamo? Ma ci andiamo, dai, tanto per far finta di fare anche noi la nostra parte. E prendere parte della gloria derivante dalla vittoria. E invece qua mi sa che è
È proprio destino che questo assedio non... Vabbè, quello lì finisce, invece quello che deve finire non finisce. Ecco, non saltarmi ancora tutto qua perché... Ok, vammi anche a beccare sta... Anzi, per ora fermati qua. Ok, ci siamo presi la gloria della... della vittoria, però non abbiamo ancora il diplomatico. Vediamo, questi dove andranno? Sti savoiardi, li sistemiamo noi. Allora, i francesi vanno alla... Boh, non si sa bene, vanno nel Delfinato. Ah sì? Allora, questi... Noi invece andiamo a Lione. No, scherzo, perdiamo anche noi a Lione, sì. Allora, ci va qualcuno a Lione? Ci seguirebbe qualcuno? Ah, abbiamo finito l'assedio! Ce l'abbiamo fatta! Fantastico. Va bene. La possiamo anche togliere il leader, forse. Ecco, questi invece li odio. Dovremmo fare in modo che non facciano... non possa mettere a segno i loro piani. Allora... Dovremmo intercettare magari questi in realtà noi. Andiamo a intercettare questi. Questi dove vanno? Auvergne? Come vanno Auvergne? Noi arriviamo... Questi arrivano il 7 marzo. Noi andiamo via prima. Però voi non dovreste... No. Non dovete attaccare. Andate in Piemonte insieme al generale, dai. Qui lasciamo solo 2000... No, scherzo. Perché se no siamo sbilanciati. Ok. Questi scappano ancora oltre. Vediamo di intercettare sti inglesi perché preferirei... Allora, qui chi arriva prima? Arriviamo prima noi. Ma attacchiamoli, proviamoci. No, però questi dove vanno? Auvergne. Allora aiutiamo i francesi a Auvergne. Arrivano il 13. Vediamo cosa succede a far così. Ma ci scateneremo in 2 battaglie distinte, forse. Non so se ha senso. O forse ci conviene difenderci tutti sotto la protezione dei francesi. Forse è meglio, Questi dove che arrivano? Ok. Questi sta ritardando l'arrivo. No. Forse no. Vabbè, attacchiamo in 2 punti distinti, attenzione. No, ho fatto una cazzata. Accidenti. Vabbè, non è una cazzata tremenda. Non si sa bene che cavolo di storia è mai questa, però. Immagino sia proprio una cazzata. Allora, qui dovremmo, mi sa, accettare le loro richieste prima che peggiorino, prima che perdiamo più prestigio. Questi dove vanno? A Perigord? No!
Non andate a Perigord. Dove sono finiti invece i savoiardi in fuga? Dove vanno figli? Cremona. Dove scappano? Beh, qui cioè, stiamo vincendo, eh. Però dobbiamo sbrigarci a vincere, se no. Ci sono ancora 1000 uomini qua. Ma questi cosa fanno? Sono davvero pazzi. Allora, dobbiamo trovare un modo di fermarli. Ok, si sono fermati. Non andatemi lì. Attenzione, gli inglesi hanno fatto una sciocchezza. Fantastico, io li amo quando fanno ste sciocchezze. Hanno attaccato in una maniera... Eh, non si erano accorti della virata fatta all'esercito francese. Adesso mandiamo tutti i nostri ad aiutarli. E davvero, ormai forse possiamo già far pace. Allora, mobile. Potremmo far pace, attenzione. Allora, quindi andiamo a sbarcare nelle... Allora, andiamo a fare tutti i nostri sporchi comodi. Possiamo... Io direi farla sta pace, dai. Perché no? Io, se non sbaglio, l'altra volta il Commonwealth era uscito dalla... si era arreso e in quel modo aveva anche annullato i trattati con noi. Il che ci metterebbe in vista migliore con la Russia e ci libererebbe un'inutile relazione diplomatica in maniera abbastanza gratuita. Quindi non so se vogliamo aspettare questo obiettivo. Ah, ecco dove sono quelli della Savoia. Si sono fermati qua, li facciamo fuori con grande letizia. Allora, però appunto forse è meglio far pace il prima possibile e basta. Qui non sono colonie queste? No, ok, sono indiani, va benissimo. Ma sì, facciamo subito pace, che è meglio, io non ne posso molti questa... Magari aspettiamo un mese. No, ma aspettiamo di vincere anche queste battaglie. Abbiamo vinto i piemontesi. Voi scappate pure. Come? Ah, è diventata protestante Genova. Che pazzi. Parma è sotto attacco, eh. Allora, abbiamo due diplomatici qua. Solita situazione di diplomatici. Allora, li abbiamo in Scozia. Allora, quindi questi perché non si possono migliorare? Sì, si possono migliorare, ok, molto bene. E poi potremmo tentare di migliorarle anche con gli altri, tipo la Sassonia. Ma potremmo anche far pace in effetti, però... Chi c'è in questa battaglia? Fatemi capire. Anche la Spagna. Ma se si ammazzano tra loro non è che mi dispiace troppo. L'unica cosa è che... Vabbè, non è che abbia particolare interesse io. Beh, iniziamo a occupare... Il fatto che non... Ah, ecco, avendo mandato poi tutte e due, questa mossa non aveva molto senso. Teniamone almeno uno per far pace. Ma voi state qui, dai, in riserva. Non c'è bisogno di usare il fiore della nostra manodopera. In questa battaglia ormai sì, abbiamo fatto un'altra strage qua. Strage di nemici. Charles, primo James, è andato a quel paese. Bravo, è così che ti vogliamo. Vediamo di mandare a quel paese pure i savoiardi, che mi sono sempre stati antipatici. Allora, vediamo un po'. Allora,
Qui abbiamo preso queste, ce la annettiamo subito. Prima che la possano magari distruggere. Qui richiamiamo questo colono perché dobbiamo subito mandarlo qua. Va bene. Questo si chiama Serranos e insomma sono queste le province che dobbiamo prendere. Qui dobbiamo ancora sbarcare, ci arriveremo presto, va bene. Direi anche giusto continuare la guerra intanto che è necessario, ma effettivamente qua abbiamo ancora questa situazione. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa a questa flotta spagnola. Affondarla non mi dispiacerebbe proprio. Ok, abbiamo anche guadagnato un po' di tradizione militare, nonché parecchi punti. No, ok, c'è tutto in ordine. Questi inglesi secondo voi dove andranno? Proviamo, e questi? Di Ulm? Ulm più? Non è chiaro. Però Bourbon, gli inglesi, gli spagnoli e gli altri a Rouergue. Questi vanno via. Però vediamo. Noi arriveremmo non ne abbiamo idea. Non ci siamo nell'elenco, quindi però arriveremo il 13 probabilmente, quindi troppo presto. Andiamo allora a Bourgogne. Tunisi è ceduto all'attacco nemico. Allora potremmo fare pace a sto punto. Ma quanti cavoli di Pamlico? Quante colonie avete, ragazzi? È giusto, dobbiamo Pedro de Luna. Ma aspettiamo un attimo lì perché questi non potranno scappare molto lontano. Forse vanno qua. Ragazzi miei, se andate solo a Cremona siete rovinati. Vediamo. No, continuano il loro esodo. Vabbè. Qui non sembra che abbia tanta intenzione di arrendersi il Commonwealth, quindi potremmo magari vedere se accetterebbero anche di fare qualche altra rinuncia, tipo liberare la Galizia. No, però per poco, eh. Potremmo provare a liberare la Galizia, sarebbe davvero ridicolo. Ok, ci proveremo. No, però costa potere, vero? Liberare. Sì. E allora non vale la pena, assolutamente. Ma facciamo pace, sapete? Facciamola sta pace. Vediamo se le zone qua sono tutte pronte a... Allora, qui possiamo bruciare. Volevo bruciare anche quella... Cavoli, questi ribelli sono ostinati. Allora, questo è da bruciare, ok. Questo è pronto. L'unica cosa è che qua stanno... vabbè, ma non c'è molto da fare. Potremmo aspettare al massimo 43 giorni. Ma no, non ne vale la pena, guardate. Bruciamo ste colonie. Addio spagnoli, addio. Avete rotto. Bruciati pure gli inglesi.
vi bruciamo vivi, morti, non ci interessa, l'importante è che non vi rivediamo più. Aiutiamo un po' questi nostri incapaci. Allora, voi andate qua e vediamo se con l'aiuto di questi... Perché voi state a guardare la nostra rovina? Non si è capito. Questi invece non si sa. Comunque dobbiamo prendere solo Serranos e quest'altra, va bene. Una cosa, Serranos, io per sicurezza annullo questa creazione di core che tanto non serve, perché aspettate, quanto ci vorrà secondo voi per fare sta cosa? Perché no, ma risparmiamo un sacco di soldi, evitarcelo questo. Questa invece la teniamo. Possiamo anche convertirli. Non è proprio la cosa più consigliabile in questi casi, però ci proveremo magari. Ma sì, perché no? 20 mesi. Ok, qui dovremmo fare accettare le richieste. Allora, io direi accontentiamoci dei risultati conseguiti. No, magari proviamo a far fuori quest'ultima armata prima di salutarli, dai. No, forse meglio... No, facciamo queste due cose, ci tengo, ci tengo. Facciamo fuori l'armata e... Che è? Abbiamo cambiato la cultura laterale al fuoco. Le uniforme povere ce le teniamo per dopo la battaglia, per favore. Voi andavate un po' lontani. Vabbè. Salento 3. Oh mio Dio. Questi sono finiti, ma... Allora, vediamo com'è il rischio rivolta in queste province. Io direi che qui di sicuro, e anche qui, è da confermare. Il trattamento aspro invece altrove no, non è necessario. Vediamo se riusciamo a sconfiggere definitivamente questi inglesi. Intanto va bene, abbiamo finalmente il Commonwealth ha fatto sta pace, quindi abbiamo fatto bene ad aspettare perché guadagniamo qualche soldo in più in questo modo. Bravi, brava Spagna, prenditi i soldi che noi te li sgraffiniamo nel trattato di pace. Ecco, finalmente qua non avrai più tregua. Anzi, vediamo. Voi scapperete e giustamente scappate, però noi vi becchiamo, capito? Qui affonderemo in gran numero. Siamo in 23, attenzione. Loro hanno un gran leader, però adesso arrivano i rinforzi. Qui abbiamo ingaggiato gli inglesi. Allora, abbiamo anche la flotta commerciale, ma è un po' lontana. Sì, non serve utilizzarla in questo scontro. Se perdiamo qualche nave non è importantissimo perché sono anche navi un po' datate ormai, quindi rinnovarle non ci farà male. Sono più che altro contento se facciamo fuori. Ecco, qui abbiamo distrutto completamente questa bella armata inglese. Perfetto. Abbiamo guadagnato un po' di prestigio, che era proprio quello che ci voleva. Andiamo anche a far fuori un'altra bella armata reale di Sua Maestà Britannica che noi abbiamo perso qualche nave, vedo, sì, non abbiamo più lo smalto di una volta neanche con la marina, ma abbiamo vinto benissimo qua. Vabbè, non era così importante magari, però abbiamo fatto fuori sti maledetti inglesi. Ok, attaccatevi pure alle unità. Vediamo se riusciamo. Qui chi è? Allora, qui state per arrivare e quindi noi, giustamente, ne approfittiamo per farvi fuori, no?
Pedro e Luna, questo chi è? Inglese? Questo a maggior ragione ancora. Lo, lo facciamo fuori. Allora, ok, qua ormai non ha più speranza questa flotta nemica. Connecticut. Ok, abbiamo solo perso qualche vecchia nave da trasporto e abbiamo annullato un po' di... Ma sì, abbiamo fatto bene, sono soddisfatto. Allora, ciao inglesi? Ci ho preso un po' troppo gusto, forse. Sì, in effetti non ha più senso proseguire la guerra. Dove sono i... Ah, ecco, sono arrivati ormai. Bravi. Questi arrivano in 40 giorni, ma sì, aspettiamoli, dai. Voglio bruciare, voglio proprio che non rimanga nulla di tutte ste colonie nemiche. Facciamo sta piazza pulita, così finiamo anche questa battaglia. Gli diciamo che va bene anche avere uniformi poveri perché ormai qua non temiamo più il confronto. Questi possiamo anche richiamarli e questi iniziare a dirigerli, anzi, esatto, dirigiamoli verso quei malefici ribelli ragusani. E qui è solo una questione di giorni. Va bene. Qui però ci stanno prendendo il gusto sti nazionalisti tirolesi, forse... No, non possiamo però continuare a cedere ai ribelli, soprattutto in queste situazioni in cui non è strettamente necessario. Mi dispiace, non ci potete attaccare così facilmente. Ok. Allora, qui dov'è che... Ecco, rimandiamo questo qua. 9 giorni, dai, andiamo un po' più veloci perché ormai 5 giorni soltanto... No, ok, mancano alla pace. Questi hanno finito il loro assedio malefico, ma... Ok, perfetto. Voi state calmi. Allora, negoziamo sta pace. Chi... Ok, questi appunto li facciamo fuori. Abbiamo aspettato solo per questo. Ok, meglio di così. Ma voi siete pazzi, state andando ancora qua. Vabbè, peggio per voi. Va bene. Potremmo chiedervi ancora un bel po' di roba, però non so che cosa vi facciamo togliere qualche trattato con la Savoia. Ma sì, facciamo così. Penso che così vada benissimo. Va bene, mandiamo le nostre richieste e finalmente pace. Da tanto gagnata pace. L'Austria giustamente ha annullato la coalizione contro di noi. Anche l'ordine livoniano. Adesso dovremo appunto più che altro badare. Allora, qui com'è il rischio di ribellione? Molto basso. Va bene, quindi badiamo un po' a queste rivolte. No, scusate, la più importante è sta qua di rivolta.
Allora, tu sei il migliore. Vammi qua perché non ho alcuna intenzione di perdere una provincia che sto integrando. Costi quel che costi. Bene, anche Avignone. Tutti stanno lasciando la coalizione contro di noi, però vedo che le nostre... Allora, vediamo com'è appunto qui. Abbiamo una grande sovraestensione. Ah, qui sono arrivati... Ah, cavoli. Accettiamo le richieste. Ok. Appunto noi qui non integriamo, integriamo solo questa perché poi dovremmo avere 1, 2, 3, ecco e 4 e con questa sarebbero 5, con questa pure 6 province in modo che si crei lo stato coloniale e ci pensi lui alla situazione qua perché... Allora, qui arriviamo l'11 settembre, appena non in tempo, non lo so. Non so cosa succede prima, se la cosa qua o l'arrivo alle truppe. Penso ce la facciamo in tempo. In Congo però ci sono i soliti pirati. Mm. Dobbiamo appunto risistemare la flotta e tutto il resto, ok? Intanto Friesland è stata annessa allo Stato Pontificio. Cattivi pontifici, cattivi. Ok, qui abbiamo un diplomatico libero ancora. Scegliamo Magonza questa volta. No, attenzione, cos'è che ho visto? Come mai? Cosa? L'Austria è riuscita a strapparci l'elettore? Ah, non siamo più in guerra insieme, quindi... Ma di molto ce l'ha strappato, non si capisce. Allora è certamente la cosa più urgente questa. Beh, aspettiamo Treviri. Mm, magari aspettiamo fine mese, basta. Lo Stato e la Chiesa non ha rispettato l'ordine dell'imperatore. Ormai il Papa e l'imperatore litigano sempre, ma ormai è proprio una guerra tra poveri. Dono allo Stato. Soldi o prestigio? Soldi. Aspettate. Mettiamolo nel tesoro. Il buon governo ogni tanto spinge la nobiltà e gli uomini d'affari a donare denaro al nostro tesoro come segno di patriottismo puro o in cambio per insomma sconti o trasferimento di titoli onorari e posizioni. Ah sì, quindi una specie di compravendita di cariche. Insomma, c'era qualcosa di losco sotto, però avere un po' di ducati in più non ci dispiace per nulla, infatti ci ripaghiamo qualche debito con un po' di anticipo. Ok. È finito pure l'oscurantismo, il che migliora le nostre possibilità di successo. L'Ansa, oh, ci stanno davvero tutti iniziando ad apprezzare un po' di più, o forse a temere, potremmo dire. Allora, vediamo un po' di sistemare. Chi sistemiamo per primi? No, direi i tirolesi. Ok, nel Carnaro abbiamo sistemato davvero tutti. A questo punto io direi di dividere in due, mandare un po'... Aspettate, voi tornatemi in Italia a sto punto. Bene, ormai le integrazioni procedono, ma che bello. E direi che questo episodio è stato comunque positivo. Qui ci sono i nostri soliti francesi che davvero faremo fatica a strapparglielo sto titolo del cavolo, ma... Beh, finché ce l'hanno i francesi e non i nostri nemici, è già buono, però...
Fra un po' volevo dichiarare una crociata, non vi dico a chi, potrebbe essere, non so, l'Algeria o la Crimea, non si sa. Vabbè, lasceremo a sorpresa la cosa, però se non sono in condizioni di farlo, non è il massimo. Allora, andiamo qui ad attaccare. Chi deve essere attaccato. Allora, ci chiede di tenere Alvise, noi lo teniamo, cari amici canadesi. Qui il nostro, siamo appena sotto il limite qua, quindi avremo ancora un po' di momenti di difficoltà, però tutto sommato, dai. Allora, qui potremmo anche cercare di riorganizzare un po' la nostra flotta, vediamo un po'. Questa ormai è... o che la stanno integrando, noi teniamo qui l'esercito per sicurezza. Questi, boh, direi che è una flotta necessaria. Vediamo che flotte abbiamo. No, ci manca qualche nave pesante soprattutto. Io infatti... No, dobbiamo aspettare di migliorare la tecnologia però per farlo. Non abbiamo alternative. Allora, qui dobbiamo dividere invece l'esercito. Ah sì? Dove facciamo... Ma scusate, non abbiamo alternativa. Pure in Abruzzo. Insomma, ci sono un po' di rivolte ancora, però saranno certamente molto più facili da gestire che in passato. Allora, vediamo un po'. Qui sarà dura invece, perché in montagna sappiamo bene che... Però Benedict Speckbacher, che è un produttore di speck tirolese molto conosciuto, non credo che abbia però le capacità neanche del nostro generale. Però invece pare di sì. Scusate, mi rimangio subito quello che ho detto. Sta già massacrando il nostro generale, quindi vediamo di recuperare questi altri uomini e tenere in guardia la nostra riserva. Ma davvero riusciamo a perdere contro Speckbacker lì? Accidenti. Vabbè, qui nessuno è fortunato. Però parità di fortuna siamo un po' meglio noi. Però se ci batte come fortuna è molto meglio loro. No, però io lascio che siano loro a farsi fuori. Non ho voglia di usare il mio esercito primario. Dai che ce la facciamo. E abbiamo solo 8000 uomini da recuperare. Ma penso che il tempo ecco, benissimo, ce l'abbiamo fatta, bravi, bene, perfettamente fatto. Allora, Damagonza, richiamiamo Damagonza. Allora, qua sbarchiamo nel Lazio. Qui lasciamo il necessario per l'assedio. Quanti è che sono? 1900, quindi... Ci prendiamo 3 armate, le lasciamo qua. No, non bastano, accidenti. Allora, facciamone una un po' più piena, tipo questa. E questi... lasciamo anche, scusate, perché mi dimentico sempre, ma sono sempre gradite le unità d'artiglieria negli assedi. Però qui... vabbè, abbiamo un limite molto elevato. Andiamo in Abruzzo quindi e poi in Salento. Ok, è tornato a casa il nostro Bassano. Colonia. Vabbè, noi teniamo buone le relazioni. Produciamo zucchero in Diamantina. Va bene? No, perché hanno già fatto una colonia sti portoghesi qua, immagino. Pampas. Accidenti a loro. Questa la richiamiamo Terra al Fuoco, giustamente. E direi che, dai, chiudiamo così questo episodio. Finalmente respiriamo, insomma, aria più tranquilla. Siamo rimasti a lungo nell'occhio
del ciclone, insomma, nel bel mezzo di una guerra più difficile del previsto. Alla fine non abbiamo... Ah sì, 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 abbiamo fatto fuori la forza navale del nemico e ormai ci resta solo qualche ribellione da sanare, abbiamo poco prestigio, il che è grave, perché non riusciamo a guadagnare legittimità che ci poteva derivare invece da un prestigio positivo, quindi quella è la nostra pecca attuale. Ah, intanto qui l'Austria, se riesce a contendersi il cardinale meglio, perché non vorrei che si rafforzasse ulteriormente la Francia come controlla- contro- controllatrice, si potrebbe dire, della curia. E invece Colonia, gli auguriamo una morte repentina. Ciao Walram, che nome. Se muore subito, tra l'altro, succede il nostro familiare praticamente al trono. Francesco Gonzaga, ma non è anche il nome del nostro erede, però non credo sia lui. Cioè, se è lui sono contento io. Dato che mi si chiedeva la possibilità anche di cambiare forme di governo, noi per ora possiamo anche, vi mostro quali sono le alternative. Con la monarchia dispotica, che è il nostro tipo di regno attuale, parecchio autoritario, insomma, c'è meno rischio di rivolta e è possibile fare richieste ingiustificate durante le paci più facilmente. L'alternativa attuale è la monarchia feudale, che ha dei vantaggi maggiori, probabilmente perché ci dà più manodopera, però quest'altro invece non c'è utile, costerebbe 100 e non ne vale la pena, io credo. E questo qui invece si sbloccherebbe molto presto, mi pare tra uno o due livelli. Vediamo se lo troviamo, esatto, tra un solo livello, ma ce lo potremmo fare anche subito se ci interessasse. Molti lo hanno fatto, abbiamo visto, ma a me non è che piaccia molto, perché è vero ci farebbe diventare un po' più ricchi, ma perderemmo appunto potere amministrativo e anche questi due modificatori che, per quanto non fantastici, non sono male. Magari invece potremmo considerare, io pensavo alla monarchia assoluta, che dà più disciplina all'esercito. Penso sia la migliore. E poi anche questo, in effetti, il dispotismo illuminato dà due buoni modificatori. Riguardo invece le idee nazionali, io pensavo di fare offensive, amministrative e difensive come ordine. Ecco, questa. E poi naturalmente commerciali, cioè è dall'inizio che le vogliamo fare, ma... E poi quelle navali. Questa sarebbe la mia strategia. Va bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Penso di sì, perché abbiamo vinto la guerra. E allora vi saluto e alla prossima.